Don Maurizio Mangione, sono giornate importanti per la comunità cattolica questa e anche all'interno della Chiesa Cuore Immacolato di Maria ci sono tante funzioni religiose. Oggi è il Giovedì Santo. Intanto come si celebra, qual è il messaggio che lancia, come vi siete preparati in questo senso? Ma già ci siamo preparati con la Quaresima, 40 giorni di lezione di questa sera vivremo due momenti molto importanti. Il momento dove ricorderemo e celebreremo, più che ricordo è il memoriale della istituzione dell'Eucarestia, Gesù che ci lascia questo segno di amore, questo sacramento dove si dà all'umanità e che vuole essere, ecco, mangiato da ognuno di noi per essere poi noi cibo anche per gli altri. Il mondo è affamato e ha bisogno di uomini e donne coraggiose che testimoniano l'amore di Dio, e quindi noi dobbiamo essere questo pane fresco, pane appena sfornato, che uscendo dalla chiesa si spezza per gli altri. E poi faremo anche un gesto importante durante la messa, quel gesto che fece Gesù nell'ultima cena, dalla lavanda dei piedi. Abbiamo bisogno di scendere dai nostri piedistalli e lavare le sofferenze dell'umanità, le piaghe di questa umanità che soffre, un'umanità dove è lacerata da mille problemi, mille situazioni, guerre, problemi nelle famiglie, situazioni a volte che ci lasciano con sgomento, omicidi, femminicidi. Viviamo in una società che è veramente ferita e oggi abbiamo bisogno, ognuno di noi, di curvarci, mettere il grembiule del servizio, saperci sporcare le mani e anche, ecco, lavare i piedi di questa umanità che, dicevo, appunto vive ferita dalle mille situazioni che purtroppo sono presenti nella nostra società. E Venerdì Santo è in arrivo. Ecco, in questo senso, come avete organizzato il vostro impegno cattolico e cristiano? Sì. E domani noi vivremo l'azione liturgica, non si celebrano messe, ma se non l'azione liturgica, che è il momento dove la Chiesa, l'unica volta all'anno, adora la croce, sapendo che in quel legno dove Cristo si è lasciato inchiodare, sono stati inchiodati i nostri peccati, quindi dall'albero secco viene fuori l'albero della vita, quell'albero che ci ha rigenerato, dove Cristo si è immolato, e quindi nella celebrazione di domani ognuno farà anche un gesto bello, bacerà la croce per dire: Signore, tu ti sei lasciato inchiodare e lì su quel patibolo hai pagato tu per me. E poi accoglieremo all'inizio della celebrazione qui in parrocchia il simulacro della Vergine Addolorata, che verrà intronizzata ai piedi del crocifisso, e anche lì ci ricorderemo che c'è una mamma che ha sofferto, soffre il dolore del figlio, e in quella mamma noi vediamo anche tutte le mamme del mondo che purtroppo piangono le mille situazioni che tante volte si presentano nella famiglia, ma soprattutto piangono il dolore della perdita dei figli, e in parrocchia noi assistiamo tante mamme, tanti papà che purtroppo hanno perso i figli, e viviamo anche momenti della consolazione stando dinanzi a Gesù sacramentato. Poi avremo anche il Sabato Santo, che è il giorno aliturgico, dove la Chiesa non celebra nessuna liturgia se non la preghiera, quella intima, personale, proprio per ricordare il silenzio, il Cristo che risiede nel sepolcro. E la Chiesa aspetta con fermento quell'evento importante che è la risurrezione, quando la sera alle 23 celebreremo la veglia pasquale, dove ci saranno i vari riti, la benedizione dell'acqua, la benedizione del cero pasquale, del fuoco, e poi entreremo in chiesa e lì aspetteremo il momento della risurrezione di Cristo, dove il messaggio che
Cristo ci consegna è proprio questo. Io sono risorto, adesso voi non vivete un cristianesimo dove si vivacchia, ma un cristianesimo che vi porta a vivere una vita nuova, una vita da cristiani coraggiosi, da cristiani che escono fuori e portano il messaggio di salvezza.